salve a tutti lettori e lettrici di Star Wars Libre Comics, bentornati in questa nuova puntata di Archivio Jedi, terza puntata di questa stagione che si sta occupando di un mese di commentare tutte le uscite dei libri fumetti in Italia, ovviamente di Star Wars, del mese appena passato. Con me questa sera il nostro Radi, come Ciao, sempre, e buonasera a tutti. è un gradito ritorno qui sul canale YouTube di Star Wars Libre Comics, Carmio, non più in veste di lettore, ma finalmente in veste di membro della redazione. Quindi Carmio, benvenuto ufficialmente anche in pubblico, oltre alle nostre riunioni, nella redazione di Star Wars Libre Comics. Grazie, salve Dere a tutti. E iniziamo subito a salutare un po' la chat. Ciao Mattia, ciao Christian, grazie mille come sempre della donazione, davvero grazie un sacco. Ciao a tutti, intanto i nostri veri Jedi, i nostri abbonati come Gianluca, Alessandro, Giabba, ciao anche a Raul, Michele, Matteo, Stefani, anche te, grazie mille per la donazione. Buonasera Gabri, Jose e Daniele, davvero siete già un sacco, sono super contento. Oggi puntata secondo me molto attesa proprio perché c'è da commentare le ultime uscite dell'Alta Repubblica che diciamo nelle scorse puntate era stata un po' la grande assente probabilmente. E come sempre vi ricordo che questa puntata sarà anche riascoltabile come podcast, magari qualcuno di voi starà sentendo il podcast mentre dico proprio queste parole su tutte le piattaforme come Spotify, Anchor, Apple Podcast, eccetera, eccetera. Quindi andate, se volete, anche poi lì a supportarci, a cercare i nostri podcast se non avete modo di seguire tutta la diretta di stasera. O se magari volete evitare qualche pezzo, noi cercheremo di tenere come sempre gli spoiler al minimo, ma nella seconda fase della serata sarà difficile se non impossibile, e quindi ci concederemo qualche spoiler di Si alza la tempesta. Se non l'avete già letto, poi potrete recuperare la puntata appunto sotto forma di podcast. E ciao anche a CF che non è potuto esserci perché ha un impegno domattina presto, però giustamente ci ricorda che oggi è un gran giorno per essere fan, perché a quanto pare il film Rogue Squadron diretto da Patty Jenkins, che doveva uscire nel 2023, è stato spostato, è stato rimandato a data da destinarsi, speriamo per far posto a qualcosa di più interessante, che ci vuole poco. Come sempre iniziamo questa puntata di Archivio Jedi facendo un po' un recap delle uscite. Vi ricordo anche che se non l'avete fatto potete iscrivervi al nostro calendario delle uscite che trovate sul sito starwarslibercomics.it/calendar. Per chi ci sta seguendo in diretta ho messo adesso il link. Le uscite di ottobre si sono concentrate nella seconda parte del mese, anche complice l'organizzazione di Lucca Comics, sebbene Panini non fosse fisicamente presente in fiera, era comunque quello un po' il momento caldo del mese. In particolare il 14 di ottobre è uscito I racconti, volume 3, che è il terzo volume di 6 della collana Star Wars I racconti, cioè Star Wars Tales, che raccoglie tutta in appunto un'edizione completa tutta questa serie antologica Legends, che in realtà è Legends oltre Legends, è praticamente un'infinità, per cui racconta un sacco di what if, di storie molto particolari slegate dalla continuity. Ovviamente poi andremo a parlare un po' più in dettaglio di tutte le uscite, adesso ve le facciamo giusto vedere. Poi è uscito praticamente in contemporanea con gli Stati Uniti, e questo è qualcosa che non avveniva in Italia da un po' di tempo, è uscito questo bellissimo volume, cioè I segreti dei Sith, potete vedere così, senza fare troppi riflessi, Sì. che è un volume tutto dedicato appunto ai seguaci del lato oscuro, e tutto scritto diciamo dallo stesso imperatore Palpatine, quindi è un volume molto interessante con un sacco di informazioni, un sacco di lore anche riguardante la trilogia sequel, quindi si ricollega alla trilogia originale, trilogia prequel, trilogia sequel, e secondo me è uno dei libri di cui parleremo un po' più a lungo, insomma uno dei libri diciamo must have di questo autunno, sicuramente in Italia ma ovviamente anche negli Stati Uniti dove è appena uscito. Uscirà di questo video di questo libro, I segreti
che ho girato qualche giorno fa. Sempre 14 è uscito l'Alta Repubblica 1. È un volume inedito, quindi se avete preso gli spillati, questo qua è una storia nuova, separata, dovreste recuperarla perché è molto bella, ma poi appunto ne parleremo. E poi è uscito anche Eredità, il primo volume dell'Epic, non so se qualcuno di voi l'ha recuperato, Raghi o Carmio. In Epic no. In Epic no, però neanch'io, perché ho l'edizione. Tu hai fatto. Raghi è stato furbo perché vi sta mostrando, adesso lo facciamo anche vedere grande, l'edizione con la copertina del. Invece ho l'edizione, il primo volume che vi sto mostrando. Bellissima. Mi dite che non si sente? Sì, forse hai qualche problema con le cuffie o il microfono perché si sente un po' disturbato. Si sente un po' di suono, ma se metto più vicino tipo così funziona meglio? Fatemi provare, scusate. No, così niente. Adesso non si sente proprio. Niente, allora proviamo. Niente. Stiamo così e fate il controllo per una volta. Ok, adesso come va? Ora bene. Ok, beh, forse devo soltanto tenere un pelino più vicino, quindi facciamo così e ci togliamo il pensiero. E grazie Daniele, grazie Francesco per la cosa. Scusate per il disturbo audio. Poi il 21 ottobre è uscito invece l'Alta Repubblica numero 6, lo spillato, come sempre Panini, questo che raccoglie il singolo numero della serie Marvel, Star Wars l'Alta Repubblica, con Cavalcando un Rancor, in cui io avrei fatto volentieri a meno, devo dire. In copertina. Mentre invece è uscito anche il 14 ottobre Star Wars 8, di cui noi come sempre non parliamo degli spillatini regolari, perché poi parleremo del volume se e quando mai uscirà. Invece a fine mese, il 28, è uscito Delizie da una galassia lontana lontana, il nuovo ricettario, che in inglese sarebbe Galactic Baking, quindi aspettatevi di trovare tutte ricette con lievitati e cose del genere, insomma dolcetti, stuzzichini, niente carni, niente secondi, cose un po' più appunto dolcetti e stuzzichini, e di cui poi vi parliamo un po' più nel dettaglio dopo. Ma soprattutto il grande po' re della serata, e qua ce l'ha già anche Carmio in bella vista, è Si alza la tempesta di Cavan Scott, il secondo romanzo adult dell'Alta Repubblica, e che appunto continua le vicende della Luce dei Jedi e degli altri romanzi della fase della Wave 1 della fase 1. Quindi questo è il secondo romanzo, quindi il romanzo adult della Wave 2, diciamo. Un sacco di cose, quindi mese impegnativo anche dal punto di vista economico, e partirei subito a parlare. Raghi, tu i racconti l'hai recuperato? Sì, assolutamente. Allora partirei subito a parlare dei racconti. Allora, il grande merito di questo volume dei racconti è portare in Italia la storia Resurrezione, in cui Darth Vader si deve confrontare con niente poco di meno che lo stesso Darth Maul, che praticamente viene riportato in vita da un gruppo di accoliti cultisti del lato oscuro, che appunto sostengono che Vader non sia all'altezza dell'imperatore Palpatine e che quindi gli mettono contro Maul. Ovviamente è l'occasione per avere uno scontro impossibile, Darth Vader contro Darth Maul, ed è secondo me un numero molto suggestivo. Il resto del volume io non sono ancora riuscito a finirlo, perché ho dovuto dare priorità a una cosina
così piccina come il nuovo Throne e quindi non ho avuto ancora modo di finirlo, però devo dire che questo numero l'ho trovato un po' più bruttino a livello di disegni, cioè, nel senso è molto vario ovviamente, però secondo me rispetto agli altri qua c'erano disegnatori che a me non piacevano così tanto, però una cosa secondo me invece interessante è il fatto che ci sia anche qualcosa di qualche autore giapponese, ci sono 2 o 3 storie vagamente in stile manga, poi non sono manga perché comunque è un formato comic book, però diciamo che c'è qualcosina un po' più orientale, quindi ai fan di manga, anime, eccetera, sicuramente questo volume potrebbe interessare, almeno in parte. Tu, Raghi, cosa ne pensi? Tu l'hai letto tutto? Sei riuscito a Sì, leggerlo? ho letto tutto. Beh, in realtà ho apprezzato il volume in sé. Comunque per la maggior parte penso siano storie inedite in Italia. Non ho apprezzato tutte le storie, onestamente, cioè alcune ne ho trovate un po' mosce o sì, bene averle, però non erano necessarie. Sicuramente la storia di quella che hai citato prima, Resurrezione di Mon contro Vader, è molto molto interessante, anche se l'ho trovata un po' strana per quello che è il canone, quelli che sono i canoni attuali di Star Wars. Però sì, sicuramente era necessario prima o poi averla anche qui in italiano. Sì. Sì, no, beh, decisamente è una storia comunque molto interessante e bella da vedere, era Poi, qualcosa che serviva, anche perché non credo che riusciremo mai ad averla in live action, se non tramite magari delle visioni o cose, per cui sulle pagine di un fumetto possono succedere delle cose del genere, ecco. sì, soprattutto nei racconti che appunto non sono Legends oltre a Legends. Esatto, esatto. Il fatto di essere così vari è il loro da un lato pregio e dall'altro è un po', non dico il loro difetto, però il loro punto debole, perché ovviamente la varietà che c'è da un lato è molto bella, però dall'altro magari possono esserci volumi che quasi in toto non piacciono, ovviamente poi dipende dai gusti dei Certo. singoli. Ovviamente se mi riferisco ai nostri ascoltatori e ai nostri spettatori, se l'avete recuperato diteci un po' delle vostre. C'era Mattia che diceva che la copertina era bruttina, credo ironico, perché almeno io la trovo molto molto bella, però non so, magari Mattia non piaceva davvero o ho frainteso. Continuiamo, io direi, con i fumetti, perché volevo coinvolgere anche Carmio per parlare di Rotta di collisione. Stupendo. Su cui, esatto, lo vedo preparato, so che gli è piaciuto molto, so che è carico. Allora, Rotta di collisione è un volume che non dovreste sottovalutare No. e non dovete spaventarvi dalla dicitura di fumetto per giovani lettori, perché di giovane ci sono forse un po' i tratti del disegno, ci sono sicuramente i protagonisti che sono tutti Padawan, ma il fumetto è un bel fumetto e che ha anche una certa dose di introspezione, di approfondimento dei personaggi, principalmente dei protagonisti, che pur essendo dei bambini sono molto ben tratteggiati e ci vengono presentate delle situazioni, diciamo, anche cupe da un lato e dall'altro che effettivamente mettono in difficoltà i protagonisti. Quindi non è assolutamente un fumetto da prendere alla leggera. E lo stile di disegno è sicuramente giovane, però ad esempio a me non dispiace affatto, anzi vi faccio vedere qualche tavola, magari in un posto dove sono a fuoco. E la storia essenzialmente è di questo gruppo di Padawan che stanno viaggiando insieme a Yoda e al maestro Thorban Bach, purtroppo il cui nome non è stato adattato in Italia, mentre il suo soprannome è stato tradotto come fiumi di sangue invece di Buckets of Blood. Questa cosa io non l'ho apprezzata moltissimo. E questi Padawan essenzialmente devono sventare un attacco Nil sul pianeta di Tremant, giusto? Tremant 4. Tremant 4. Esatto, di Tremant 4 e lì recupereranno
una, diciamo, orfanella che si scopre essere potente nella forza e si unirà a loro, mentre invece il migliore amico di questa ragazzina verrà preso un po' sotto la custodia o prigionia dei Nil, in cui però lui inizierà a scalarne un po' i ranghi e diventando anche molto vicino a Marchion Ro. Infatti, se avete amato il personaggio di Marchion Ro nella Luce dei Jedi o in Si alza la tempesta, ancora di più probabilmente, questo fumetto è un modo per rivederlo in azione e rivederlo concretamente con i suoi elmi, i suoi outfit, le sue macchinazioni e soprattutto si ricollega molto con le vicende di Si alza la tempesta. E a me è piaciuto molto, belli parallelismi, insomma a me, a parte magari qualche cosa nei disegni, tipo la dentatura di Yoda, mi è Aspetta piaciuto. bene. Aspetta, la cerco io. Intanto ditemi che cosa voi ragazzi, se vi è piaciuto, insomma, un po' le vostre opinioni su questo volume. Ok, inizio io. Vai, vai. Sì, vai. Allora, premetto che è stato il mio secondo adventure, perché il primo era quello che va come Rey protagonista, non so se ve lo ricordate, su Jakku. Sì. Quelli erano proprio fumetti per bambini, anche se comunque mi sono piaciuti, li ho trovati carini. Questo l'ho trovato molto più simile alla serie Marvel. Cioè, i protagonisti sono questi due ragazzini, non credo che siano i Padawan, il focus è tutto su Krix, com'è che si chiamavano? Krix e Zin. Krix e Zin. I disegni, allora, alcune tavole non sono male, anzi sono molto belle, però a me non fanno impazzire. In certi momenti sono un po' troppo confusionari e abbozzati. Però diciamo che ci può stare. Più che altro io li trovo un po' carichi a volte nei tratti. Il disegnatore è Harvey Tolibao, che comunque non è nuovo alla galassia di Star Wars, anche se questa è la sua prima, diciamo, prova grande. Aveva già lavorato, ad esempio, a Knights of the Old Republic. Però qui è proprio titolare della serie insieme a Daniel Householder, no? Che è lo sceneggiatore. Lo scrittore. Esatto, io trovo i disegni un po' carichi, cioè magari anche le pieghe dei vestiti sono tantissime e soprattutto anche le chine sono molto spesse, quindi i disegni sono proprio un po' carichi, un po' soprattutto dove ci sono molti tratti molto spessi, quindi capisco che possa essere insomma, un disegno non facilissimo, non è pulito, brillante come quello della serie Marvel, esatto. Che poi passa da un estremo all'altro, perché ci sono alcune tavole molto dettagliate, altre invece in cui i personaggi hanno solo le sagome quasi, soprattutto lì dove ci sono molti personaggi a schermo. Sì, anche perché sennò troppi tratti sarebbe stato una cosa anche indisegnabile anche nelle tempistiche che hanno loro per lavorare. Ecco. Infatti... No, vai. No, dicevo, una cosa che ho apprezzato tanto è che nonostante ci sia il personaggio di Yoda, che è un buon cameo, quest'ultimo comunque non riesce a mettere in ombra i protagonisti. Mi spiego? Vero, verissimo. Un po' tutto il contrario di quello che avviene insomma in Mandalorian, in cui i protagonisti sono i cameo. Qui invece Yoda è presente, ha un ruolo importante, ma comunque l'attenzione è sempre sui due ragazzini. Sì. Yoda è presente più neanche come mentore, è una figura, diciamo, è un punto di riferimento che però comunque alla fine di questo volume è un punto di riferimento che scompare, per cui noi è anche interessante perché intanto non è autoconclusivo, è l'inizio di una serie, quindi questo chiariamolo, che non l'abbiamo detto prima, non è un volume autoconclusivo, è l'inizio di una serie che andrà avanti, sta andando avanti e apre molte porte, le vicende appunto sicuramente di Krix e di Zin sono decisamente solo all'inizio, così come anche Padawan. Mi è piaciuto un sacco Lula come personaggio, ma anche tutti gli amici. È proprio il gruppo che in questo caso è ancora più forte dei singoli, cioè in gruppo funzionano meglio secondo me rispetto che presi singolarmente. Sai, a me Lula non è piaciuta poi così tanto, ho preferito i suoi compagni. Mm-hmm.
Non so, forse mi aspettavo fosse lei la protagonista. Invece di Zin. Invece sono i ragazzini i protagonisti, quindi non so, mi ha deluso no, però mi aspettavo di più da parte sua. Ma io credo che il bello di Lula è che ci viene presentato in una maniera tale che abbia molte potenzialità di crescita e forse anche, secondo me il bello è che lei è un po' un modo, come dire, così come magari Yoda è un punto di sicurezza per lei, allora lei è un po' un punto di sicurezza un punto di certezza per Sì. Zin. Quindi è come se raffigurasse due momenti della crescita tra Padawan diversi e Lula secondo me ha dei margini di crescita molto interessanti, comunque è una Padawan molto promettente, quindi questa è una cosa che è sempre bello vedere, ecco. Cioè il bello dell'Alta Repubblica per me, tra le tante cose, è anche vedere i Jedi davvero al massimo del loro splendore, quindi vedere anche dei Padawan davvero in gamba è sempre piacevole. Tu Raghi invece? Sì, ho apprezzato moltissimo il primo volume, praticamente concordo su quasi tutto quello che avete detto. I disegni ne ho trovati molto discontinui, infatti è, penso, l'unico punto negativo che ho messo nella recensione, proprio perché sono troppo carichi in certi dettagli e troppo pochi in altri dettagli, soprattutto sullo sfondo, magari personaggi secondari, nel secondari in secondo piano, sono molto meno dettagliati rispetto a quelli in primo piano. E a me ha stonato parecchio questa cosa. E è strano perché alla fine i disegni non sono brutti, cioè molte tavole invece sono quasi perfette e quindi proprio secondo me il punto negativo non sono i disegni ma la discontinuità dei disegni, perché sì, non puoi fare certe tavole perfette e altre no, in questo modo. E sui personaggi concordo non completamente su quanto avete detto tu e Carmio, nel senso che io ne ho apprezzati tutti, Luna l'ho apprezzata, ho trovato però un po' mosci, tra virgolette, Farzana e Quart nel primo volume, però appunto come detto essendo una serie regolare poi sicuramente avrò dei bias perché sono andato avanti a leggerla, quindi conosco già meglio i personaggi rispetto a quanto li conoscerei solo rispetto al primo volume, avendo letto il primo volume. Cort è Esatto. è nel cuore Quindi proprio. limitatamente a questo volume mi sento di dire che i personaggi, soprattutto Farzana e Cort, sono molto poco approfonditi, però so già che lo saranno poi e quindi non so, a me sono già piaciuti tutti, Certo. non potrei dire nulla di negativo. Secondo me anche con Luna il suo punto di vista, diciamo, più particolare si vedrà con Corsa alla Torre Crash Point più che qua. Sì, Avendo letto decisamente. anche Junior 9, penso sia, no? Sì, sì, sì. Avendo letto quella, comunque posso empatizzare con lei anche avendo non solo avendo letto questo, diciamo. Sì, no, alla Torre Crash Point è molto, cioè ti fa conoscere il personaggio di Lula in maniera molto più approfondita. Sì. Ed è poi comunque tutto scritto da Holder e gestisce bene il personaggio, quindi probabilmente io avevo anche un po' il bias di aver letto quello, che anche se non mi ha fatto impazzire, in effetti il personaggio di Lula ne usciva molto bene. E ci siamo dimenticati di dire le bellissime pagine dell'archivio dati galattico, che sono un'aggiunta meravigliosa, cioè sono già presenti in originale, quindi non è che sono un'aggiunta del volume italiano, però sono delle pagine che io ho adorato proprio, perché, ok, spezzano forse un po' la narrazione, però è bellissimo perché sono super dettagliate e contengono un sacco di informazioni non da poco, ecco. Ed è bello vedere magari nel dettaglio delle else delle spade laser o le navi dei Nil che sono sempre sullo sfondo, distrutte, impugnate, insomma, non sono mai dettagliate così e quindi è bello, molto bello che vengano riportate proprio in queste pagine. È il Visual Dictionary che non avremo mai. Secondo me il Visual Dictionary Poi arriverà, però cioè, secondo me non ha senso pubblicarlo adesso, cioè io preferirei aspettare
cioè lo comprerei anche se uscisse adesso, ovviamente, per carità. Però preferirei avere un volumone che contiene un po' tutto. Anche, guarda, anche uno per fasi. Sì. Uno per fase 1, uno per fase 2, uno per fase 3. Mi accontenterei, però secondo me, anche visto il ritmo delle uscite, della mole di contenuti, è meglio aspettare la fine. Ad esempio anche l'Art of, sicuramente sarebbe bello averne uno per fase, però secondo me anche la quantità di concept art sta un po' diminuendo, giustamente, perché non, come dire, conosciamo i personaggi così, cioè preferirei aspettare, avere un art off che comprende tutto, ovviamente sarà dedicato per la maggior parte alla fase 1, anche perché c'era bisogno di dare forma all'Alta Repubblica, cioè proprio di definirla, e quindi è ovvio che ci siano più concept, perché una volta che poi è definita, voglio dire, basta, sì, fai qualche concept nuovo per i personaggi nuovi, però non c'è tutta questa necessità di creare da zero. Quindi sì, io preferirei aspettare, confesso. Bene, poi sempre uscito a ottobre io passerei a il bellissimo I segreti dei Sith. Allora, come vi avevo detto, ho girato un video in merito che arriverà lunedì prossimo, al solito all'ora di pranzo, anzi Devoz dovrebbe averlo già montato, già caricato su YouTube, e questo libro intanto recuperatelo, perché se non sbaglio è quasi esaurito, vero? No, Raghi? su Panini è esaurito. Su Amazon Ok. penso ci sia ancora. Se lo trovate, prendetelo, perché è un libro davvero davvero stupendo. Motivi per prenderlo. L'edizione americana e l'edizione inglese costano di più. E già questa è una cosa inusuale per l'Italia. Infatti l'edizione italiana costa 19 euro, è un'edizione cartonata bello grande, cioè rispetto a un fumetto, vi faccio vedere la differenza, è così. Quindi potete vedere la differenza in dimensione, e appunto contiene al suo interno un sacco di informazioni sul lato oscuro, sui Sith. Palpatine essenzialmente racconta un po' tutta la sua ascesa al potere, come ha sconfitto Plagueis, come intende sopravvivere, cioè come è sopravvissuto alla morte, come intende utilizzare sua nipote Rey per mantenersi in vita. Le illustrazioni sono molto molto belle, e appunto il testo poi, cioè il volume è corredato dai vari testi scritti tutti in prima persona da Palpatine, che devo dire fa un po' sorridere, perché io me l'immagino sempre letto da Vairano, per cui dice tipo Snoke era al massimo una misura temporanea. Così va letto. Esatto, cioè io l'ho letto tutto così, no? I miei fedeli seguaci nelle regioni ignote. Io non sono bravo come Deboz a imitarlo. Però fa estremamente ridere se pensate che l'intero libro va letto in questa maniera. E poi ci sono alcune informazioni che è davvero la prima volta che compaiono. Ad esempio, adesso la vado a recuperare, la pagina sulla Diade contiene o anche appunto su Plagueis, contiene davvero delle informazioni che non si erano mai viste così dettagliate prima. Tra l'altro è bellissimo anche il disegno della Diade, qua si vede poi appunto Plagueis, Palpatine, Vader, e poi la Diade vera, la vera Diade di Rey e Kylo Ren. Quindi secondo me questo è un volume assolutamente must have. Anche se non vi è piaciuta la trilogia sequel, anche se non vi è piaciuto episodio 9, secondo me questo libro dovreste prenderlo, perché approfondisce davvero bene tutto il discorso del lato oscuro. È molto diverso dal codice Sith, non è un codice, è più come se fosse un grosso diario di Un Palpatine. taccuino. Esatto, un taccuino in cui lui riporta tutti i suoi piani, tutta un po' la sua storia, e ovviamente poi si concentra su tutti i vari discepoli del lato oscuro, Kylo Ren, e prende anche informazioni dalle serie animate, dai fumetti, perché riporta tutte le vicende di l'ascesa di Kylo Ren.
Quindi, insomma, per me davvero una sorpresa incredibile, uscito in contemporanea con gli Stati Uniti, che costa di meno, l'edizione è bella, che è in copertina rigida, effetto satinato con gli inserti lucidi, dentro ha i pop-up, le tessere, i foglietti, cioè ha di tutto davvero, le illustrazioni sono stupende, tipo il codice SIT si apre così, non so se riesco a farlo vedere, e insomma è bellissimo. Io ho tanta paura che mi si romperà questo gioco. Ma tu l'hai preso, Carmio, già, o lo stai aspettando? Sto dando priorità ad Alta Repubblica e a Tron per il momento, però lo prenderò. Mi spiace non averci pensato prima. Questo io avevo il sospetto che diventasse, soprattutto nel momento in cui stava per uscire, sono uscite tipo le immagini su Reddit sulla Diade, e quindi ce n'è stato un super parlare proprio nel momento in cui stava uscendo negli Stati Uniti, ma stava uscendo anche in Italia, e quindi anche per quello, a parte tutto il discorso della carta che probabilmente hanno stampato di meno, eccetera eccetera, insomma, se avete modo recuperatelo prima che potete, e se lo volete regalare secondo me sarà un regalo apprezzatissimo. Io davvero mi sto sperticando per questo Segreti dei Sith, però mi ha conquistato. Ero un po' scettico all'inizio perché conoscevo i Segreti dei Jedi, che non è altrettanto bello secondo me, e poi l'ho preso, l'ho un po' sfogliato e praticamente ci ho passato una mattinata, un sabato mattina, tipo bevendo il tè, e ho sfogliato, ho letto tutto ed è stato lettura davvero bella, bella, bella. Tu, Raghi, vabbè, io mi sono sperticato tanto, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa. Se Carmio voleva dire qualcosa, ok. se no parlo. No, stavo semplicemente dicendo che non volevo prenderlo proprio perché quello dei Jedi non era chissà che, non valeva il prezzo per me. Però devo dire che stando sul gruppo alla fine siete riusciti a vendermelo bene, quindi adesso appena torna disponibile lo acquisto subito. La mente è ossessionata dal profitto. Comunque c'è su Amazon, ragazzi. Sì, su Amazon c'è. Allora, okay. Secondo me non è paragonabile proprio con quello dei Jedi, cioè io quello dei Jedi l'ho preso in inglese pensando che ci fosse chissà quale informazione, e invece non c'è niente, cioè un'immagine nuova, no, in realtà le immagini sono tutte nuove, però l'immagine che poteva essere interessante era quella di, non mi viene il nome, com'è che si chiama il Jedi Rodiano dell'erede dei Jedi? Sì, ok, ho capito. Quello con la spada viola, sì. Lui ha una spada viola, però nel libro c'è la verde, nel libro, cioè quindi persino noi sono riusciti a sbagliarlo. L'unica cosa interessante di quel libro, d'altronde. Nella prima immagine di quel Jedi hanno sbagliato la spada. La Nit cecco, vero? Può essere? No, era Kulik? no, non mi ricordo. Unic. Ok, non mi ricordavo. Esatto. E altri motivi per acquistare i Segreti dei Sith? Beh, abbiamo la prima immagine canonica di Darth Bane. Che non è nel senso è quella di The Clone Wars comunque. Sì, ma in The Clone Wars è una visione fittizia, non è il vero Darth Bane. Ok, giusto. No, a parte gli scherzi, secondo me qua si vede meglio, e soprattutto è stata appunto canonizzata l'arma che è una picca lancia laser che nei Clone Wars era solo concept. È vero. Quindi hanno preso i concept e qui ce l'ha in mano. Adesso non so se riesco a farla mostrarla, però. Sì, si vede bene. E poi abbiamo anche la prima immagine canonica di Darth Plagueis, che in realtà non si vede niente, però rimane comunque. Esatto. Si vede che sotto è un moon, secondo me, ci si vede. Sappiamo che aveva un mantello, questo è poco ma sicuro. Era incappucciato. Chiedo anche in chat, voi avete, insomma, gli spettatori se hanno preso i Segreti dei Sith, lo volete prendere, insomma, diteci un po' la vostra. Secondo noi è assolutamente must have, anzi appunto se non l'avete preso fatelo il prima possibile. Sì. Io lo consiglio veramente a tutti, cioè a me personalmente episodio 9 non è che sia piaciuto, però il libro è molto interessante, a livello di immagini è molto interessante, sì,
Quindi Ross c'è, per rispondere a Lorenzo, viene citato ovviamente. Sì, c'è Quillan Voss ovviamente, il vero Jedi. È vero Sith. È il vero Sith, esatto. Quindi sì. Prendetelo, assolutamente. E Consigliato, poi, ecco, consigliatissimo. ci sono anche collegamenti con Jedi Fallen Order, si parla di Dathomir, Sì. per cui, insomma, le streghe della Anche notte. i Cavalieri di Ren sono citati, che ultimamente sono tornati un po' in voga, per così dire. Ci sono anche gli accoliti dell'Aldilà che erano comparsi in Sì. Aftermath, per cui, insomma, bellissimo. E poi, Fatto bene allora. Sì, questa immagine non riesco perché vediamo se di Ben è stupenda. Bella. Sì. C'è da dire che un punto di forza secondo me è questo, come anche la guida Vespa di Maser, che non c'entra, però le immagini sono tutte o quasi nuove, quindi sono anche molto interessanti se magari sono personaggi comunque noti, però è bello secondo me avere nuove immagini apposta per questo libro, che secondo me sono molto particolari. Non so Sì, bene più che altro come non dire, sono però. le solite immagini stock ricalcate, sono illustrazioni nuove, sono belle, per cui anche solo per questo almeno magari capiscono in Lucasfilm che i disegnatori che ricalcano C'è va pure, bene a un certo punto. per esempio, c'è Dooku Jedi in pigiama. Sì, tra l'altro io non ho ancora, cioè ho la Black Series inscatolata lì, ho la spada laser, ho i colori, non l'ho ancora fatta. Credo che a questo punto la farò durante le vacanze di Natale. Che sarò a casa in ferie Aspettiamo le foto. a guardare Boba Fett. E io chiuderei questo giro del 14 ottobre con due parole su Eredità. La serie, per quanto mi riguarda, è la miglior serie a fumetti della storia di Star Wars. È migliore dei film, c'è poco da dire, migliore di qualsiasi altra opera mai prodotta ed esistente di Star Wars. Esatto, Eredità è il vero Star Wars, ci sono i veri Jedi, i veri Sith, i veri imperiali. Il vero impero. Esatto, il vero impero, è tutto vero, è tutto vero. I veri Skywalker. Ci sono i veri Skywalker, per quanto mi riguarda, io credo di essermi davvero appassionato ai fumetti di Star Wars grazie a Eredità, non lo nascondo. La serie è scritta da John Ostrander e disegnata da Ian Dursema, che insieme sono stati uno dei duo, sono stati un duo tra i più prolifici nella storia dei fumetti di Star Wars, sia canon che Legends, quindi è già una pietra miliare proprio a livello di scrittura e di disegno, hanno proprio un sodalizio che è andato avanti 50 numeri di questa, è andato avanti per l'Alba degli Jedi, cioè hanno lavorato tantissimo insieme. E la serie è davvero avvincente, ti porta in un futuro 135 anni dopo 125 anni dopo il ritorno dello Jedi, ed è assolutamente appassionante. La galassia in uno stato abbastanza diverso da come l'abbiamo lasciata. Ok, c'è un impero, però è un impero diverso, ci sono due imperi, anzi, c'è un impero Sith e un impero che è il vero impero col vero imperatore. C'è il vero imperatore e poi c'è l'impero Sith. C'è Cade Skywalker, appunto erede, nipote di Luke. C'è un cast di personaggi nuovi, ci sono nuovi antagonisti, si ricollega con gli Yuuzhan Vong, ma non è necessario aver letto il New Jedi Order per comprenderla. La storia è davvero articolata su tanti numeri, i disegni non sbagliano mai un colpo, mai, vi sto dicendo mai, i disegni sono sempre perfetti, è la migliore. Ian Dursema ha avuto dei momenti di alti e bassi e qua era il suo momento più alto probabilmente, e sto aprendo a caso. Insomma, io sono assolutamente un grandissimo fan di Eredità e tamarra al punto giusto, perché non è sobrissima, è tamarra al punto giusto, però
ma è assolutamente Star Wars in pieno, si parla di famiglia, si parla di bene, male, di fare decisioni, di stare a farsi i fatti propri o invece salvare la galassia, cioè ci sono tutti i temi importanti di Star Wars, ci sono un sacco di spade laser, un sacco di Sith, un buon numero di Jedi, e ci sono i Cavalieri Imperiali, insomma. Se non avete letto Eredità, se non conoscete il Legends, secondo me Eredità è una delle cose migliori che potete leggere del Legends e dovreste recuperarla assolutamente. Quindi se non vi ho convinto con questa... Mi hai convinto purtroppo. Lo dico qui, è Eredità 2 se non sbaglio, ed è Eredità 2 che sarebbe il sequel, Sì, però cioè, ci sono gli assaltatori trandosciani. è vero. Cioè, Poi c'è Darth Crate, ma di che cosa stiamo parlando? vabbè, noi sì, vero Sith. vero Sith, esatto. Anche Talon, vera Sith, assolutamente. Informazioni editoriali. L'Epic è il solito formato cartonato, pubblicato da Panini, costa 39 euro e contiene i primi 3 archi narrativi. Praticamente contiene 20 numeri, dal numero 0 al numero 19. E quindi prezzo ottimo, considerando che questi volumi costavano 13 euro ormai credo 10 anni fa, sì, settembre 2001 si parla, per cui sono passati davvero 10 anni e già costavano 13 euro a volume. Il cartonato, insomma, tutti insieme ne costa 39, per cui è un ottimo prezzo, sono 440 pagine e ne verranno realizzati 3 volumi. Gabri ci chiede se è il cartonato con Luke in copertina. Sì, Raghi, fai vedere di nuovo la copertina. Esattamente questo. Esattamente questa stessa immagine, ovviamente un attimo reimpaginata, però è questa immagine. E noi siamo dei grandissimi amanti. Inoltre, un motivo in più per recuperare questa edizione, che rispetto a questa eredità di 10 anni fa, alcune sviste, alcuni errorini qui e lì di traduzione sono stati corretti con questa edizione, e il nostro CF potrebbe o non potrebbe averci come dire messo lo zampino, ma è stato appunto, sono state sistemate un po' di diverse cose che erano delle sviste o degli errori di qui e di là, quindi a maggior ragione è l'edizione proprio definitiva di Eredità. Io se non ce l'avessi tutta in edizione 100% la ricomprerei, assolutamente. Avendola tutta, diciamo che sarebbe un po' superfluo, però prendetela. Sarà fatto. Gabri provvede all'acquisto, mannaggia voi. E facci sapere poi come va, e soprattutto se è il tuo primo Legends, facci sapere le impressioni, perché secondo me è un ottimo punto d'accesso al Legends, proprio perché è così scollegata allora, non è scollegata dal resto del Legends. Infatti abbiamo anche fatto un video che trovate qui nel canale, un letture essenziali, con quelle cose che noi consigliamo di leggere prima di Eredità. Quindi non è scollegata dal resto del Legends, però almeno è tanto lontano nel futuro e quei collegamenti che ci sono poi vengono spiegati nel corso della serie. Quindi secondo me è un ottimo punto d'accesso proprio per il Legends. È uno Star Wars diverso ma familiare, funziona per quanto mi riguarda benissimo. Sì, senza dubbio. E saltiamo come sempre lo spillatino dell'Alta Repubblica. Si è concluso il primo arco narrativo con i primi 5 numeri, il volume cartonato arriverà a novembre. Questo sesto numero va letto dopo, mi confermi, dopo Si alza la tempesta. Ah, tu hai anche la variant, quella con Vernestra, non sapevo che avessi preso anche questa. Sì, ma guarda Marco Turini se non sbaglio. Ma quante variant hai dell'Alta Repubblica tu? Tutte. No, sì, tutte. Magari. Devo contarmi, dopo ne conto. Comunque, e poi c'è quella con Terek Eseric per i Pride Month. Ah, sì, quella ce l'ho pure io. Vabbè, sì. E appunto questo numero 6 va letto dopo Si alza la tempesta, concordi? Sì.
Cioè io lo leggerei. Sì, fondamentalmente non è che ci siano proprio spoiler, però essendo uscito dopo andrebbe letto dopo. Esatto, quindi anche secondo me è meglio leggerlo dopo, anche perché in Si alza la tempesta si fa riferimento a quello che sta facendo Avar Sì, sì, Chris, sì. Sì. quindi più che altro per questo. Parlerei al volo di Delizie da una galassia lontana lontana e per poi appunto dedicarci a Si alza la tempesta. Ecco qua, questo è Delizie da una galassia lontana lontana, il nuovo ricettario che costa 25 euro, un volume cartonato con gli inserti al solito lucidi, dietro ci sono le foto, tutto a colori, e dentro è molto simpatico, vedete qua ci sono tutti gli Stormtrooper, i Millennium Falcon, Darth Vader. Le ricette sono tante, devo dire, 2, 4, 6, 8, 10, 11, direi che sono davvero un sacco, ma saranno una cinquantina di ricette più o meno, forse anche di più, sì, più o meno una cinquantina, una buona stima d'occhio, che sono divise tra ricette velocità luce, cioè il tempo di preparazione è di circa 30 minuti o meno. Poi ci sono le ricette lato oscuro, cioè una ricetta, qua è stato scritto particolarmente ricca e sostanziosa, per non scrivere che è piena di grassi ed è unta e lercia, però vabbè, diciamo che è ricca e sostanziosa, in realtà vuole dire che è una ricetta abbastanza maiala. E poi c'è la ricetta lato chiaro che invece è una ricetta più sana perché ha i cereali integrali o ha meno zuccheri, meno calorie, meno grassi. Invece le ricette lato scuro hanno tante calorie, tanti grassi, tanto zucchero. Ci sono poi, vabbè, attrezzi da cucina che possono servire, poi le ricette sono divise in mondi desertici, e quindi i mondi desertici sono tutti, diciamo, biscotti o dolcetti vari ispirati ai vari pianeti. Ci sono gli artigli di Rancor, ad esempio, che sono delle sfoglie, ci sono i tortini portafortuna che sono essenzialmente i dadi che usa Watto, che sono dei marshmallow colorati. E poi ci sono i cupcake BB8, questi sono carini in effetti. E poi ci sono i biscotti no, questi sono i mondi, questi mi sa che sono già, no, sono ancora i mondi desertici. I biscotti Sith, che sono bruciati fuori e dentro, e dentro del colore della carne di Anakin dopo Anakin proprio. Poi vabbè, ci sono delle cose un po', cioè che non capisco molto che cosa abbiano a che fare con Star Wars, cioè tipo gli sbuffi di Sgusci non sono neanche niente di particolare, cioè sono tipo dei tortini abbastanza normali, almeno i biscotti Sith sono particolari. I cupcake con tutti gli alieni della cantina di Mos Eisley, questi soltanto se siete in grado di fare cose un po' complesse. Poi ci sono i mondi ghiacciati dove ci sono tipo meringhe, semifreddi, bignè, gelati. Molto bella la torta gelato R2D2, devo dire. Okay. Anche se magari hai bisogno di un barattolo di colorante alimentare spray blu, un barattolo di colorante alimentare spray argento, 1 chilo di gelato alla vaniglia, un biscotto tipo Oreo, una caramella gommosa, glassa grigia. Chi è che fa la glassa grigia, ragazzi? Diciamo che il problema di questo volume di ricette è che è un po' un'americanata, essenzialmente. Quindi ha delle cose che magari da noi non sono neanche facili da trovare o soprattutto anche che secondo me non incontrano così tanto il nostro gusto. Esatto. Questi sono carini. Se avete le formine di Star Wars c'è la ricetta per fare dei frollini glassati. Poi ci sono i mondi verdi, dove invece hanno tutte cose ispirate ai pianeti come Endor, Acto o Ajan Kloss. Questi sono carini, sono tipo dei moon pie, dei sandwich al cioccolato e cannella a forma di Ewok.
carini questi. Questi sì, sono carini. E mi sembra, ecco, il problema è che ad esempio poi farina 00, farina integrale, burro, zucchero, tuorno di un uovo, latte, estratto di vaniglia, gocce di cioccolato e ci siamo, margarina ci siamo, gocce di cioccolato ci siamo, e poi ti chiede 140 grammi di crema di marshmallow. Cristo santo. Che cos'è la crema di marshmallow? E perché non la posso sostituire con una dannata crema chantilly o una normalissima panna? Cioè, Dovresti comprare il barattolo di crema che c'è su Amazon se vai a cercare. crema di marshmallow? È trasformabile. Ma che Sì, schifo. sì. È dolcissima, però. Ma mi rifiuto. Cioè, non è dolce, è sdegna molto. Anche il trocchetto della foresta di Endor, questo vabbè ha un po' di colorante verde, però è una cosa simpatica, è carina, proprio a tronchetto. Poi ci sono i funghi di meringa che sono sempre buffi, carini. Poi ad esempio ci sono cose appunto tipo la focaccia di Mon Mothma. Cioè, adesso ditemi dove vedete Mon Mothma in questa focaccia, da nessuna parte. Cioè. Ne piaceva, canonicamente ne piace molto una focaccia. Sì, ecco, le informazioni sono simpatiche perché tipo ci sono ecco la barretta della resistenza, anche la barretta di cereali fatta in casa è carina. Ecco, i fagottini di Melorun sono tipo una specie di panzerottini al forno con la marmellata di pesche o di pesche sciroppate, e c'è scritto che sono i prediletti del generale Hera Syndulla, quindi canonicamente e poi vediamo cos'altro è il plum cake del giorno della vita, ecco, i calzoni porci palla anche non erano malvagi, se volete qualcosa di salato. Poi c'è città e stazioni spaziali, qua ci sono della roba tremenda, tipo i marshmallow città nelle nuvole, in cui tipo sono dei marshmallow bianchi e blu, c'è una roba orrenda. Tipo. No, Jose, non c'è il pane di Rei, purtroppo, però ci sono molto simili e che vorrei realizzare in una videoricetta e spero di riuscire a farlo questo weekend. Devo trovare un attimo il tempo, proprio non è facile se non l'hai mai fatto girare una videoricetta, io non l'ho mai fatto, e ci sono questi trovandoli sono nel mondi di paludi e vulcani, ci sono i tortini alla lava fusa di Mustafar che sono carini. E tornando ai paninetti, ci sono questi i panini alla Yoda che sembrano invece molto carini, e questi sono abbastanza semplici, cioè sono dei panini al latte con un pochino di impasto alla carota, quindi con carota grattugiata, la farina, poi ci sono i semi di girasole, un uovo e un pochino appunto di semi di aneto. Direi, infatti io vorrei fare questi anche perché sono abbastanza sani e sono molto fattibili. E poi vabbè ci sono le torte con le caramelle di rana, cioè per fare la torta di Dagoba tipo. Insomma, alti e bassi, ecco. Qualcosa è effettivamente carina, altre cose sono carine e semplici, cioè sono magari dei tortini, niente di particolare, che magari hanno poco di Star Wars se non la decorazione. E che dire, proverò una ricetta e poi vi farò sapere più nel dettaglio. Michele dice: mi aspettavo, devo trovare un attimo ingrediente se no di turno. Qualcosina c'è, poi è ovvio che ormai adesso cose come ad esempio il latticello uno se lo vuole trovare lo trova, però magari non sono proprio ingredienti che uno usa tutti i giorni. Ecco, Carmi ha mandato la crema di marshmallow ma costa 3,99 € con 5 € di consegna. Ma quanti grammi sono? Non lo so, ma la comprerei ugualmente io. Mamma mia, no. Il fatto che costi 3,99 € ti fa capire molte cose, secondo me. Sì, esatto. Mi fa ridere il nuovo da 3,99 perché c'è anche aperto proprio. C'è anche aperto. Vabbè, tanto mica va male, scusa. Cioè. Sono tutti i conservanti che avrà.
Esatto, sarà davvero una roba immangiabile. Bene, allora prima di passare a Si alza la tempesta, in cui andremo anche un po' nel dettaglio, insomma, inizieremo senza spoiler con i nostri pareri e poi passeremo appunto alla parte un po' più spoilerosa. Se avete domande, questo è il momento per farle. Intanto appunto recuperiamo la chat, se vediamo se c'è stata qualche domanda. Intanto Enrico, l'altro nostro nuovo redattore, Enrico, ciao, buonasera anche a te. E mi sembra che non ci siano altre, che non ci siano state domande. Ottimo. E allora possiamo iniziare a parlare dell'elefante della stanza e farei iniziare a parlare voi perché io ho già parlato abbastanza. Che bello questo, bellissimo. Siamo noi gli sfigati con quella normale, esatto, così. Ah, ma tu pure, vaffe. La sono io lo sfigato. Allora Carmine, inizia tu, visto che l'hai finito ieri e ieri praticamente il tuo messaggio quando l'hai finito. È straziante, devastante. Un secondo, parliamo facendo spoiler di già o senza? No, facciamo un attimo senza spoiler. Tra l'altro anche Gabri ci sta salutando e domani arriva Eredità e i segreti dei Sith. Ottimo, attendiamo i tuoi commenti e grande curiosità. E iniziamo senza spoiler, iniziamo con le nostre impressioni del libro, poi andiamo a scavare un po'. Va bene? Ok. È il più bello di tutti. Per me, per quanto riguarda il canone, ok, è il migliore libro che abbia mai letto. Per quanto riguarda il canone, rispetto alla Luce dei Jedi, non è epico, è molto più tragico, più introspettivo. Personaggi come Marchion Ro, che già era forte di suo, ne esce molto meglio. Elzar Mann viene approfondito molto di più. Stellan Joss, ok, diciamo che il protagonista però non mi ha colpito tantissimo, ma di sicuro rispetto ad Avar è molto più umano come personaggio. Avar mi ha colpito semplicemente per il fattore wow, cioè faceva cose assurde. Stellan è più nella norma, diciamo, è molto più umano come personaggio. E Cavan Scott è veramente, cioè io lo brucerei, cioè mi ha fatto credere cose 2 pagine dopo mi ha stravolto tutte le mie aspettative, fino alla fine questo. Che dire, io ho pianto più volte. Quanta gente che mi ha fatto pensare andasse a finire in un modo e poi è finito in un altro modo. È scombussolante, non devastante. Sì, diciamo che quando tu pensi che sia finito, perché dal punto di vista anche della struttura narrativa tu pensi che il romanzo sia finito, in realtà no, cioè c'è ancora un pezzo consistente, ma non un pezzo di risoluzione, un pezzo di tragedia ancora, e questa è stata la cosa che a me ha scombussolato molto, perché, cioè, tipo le ultime 100 pagine forse? Sì, sembra che sia lasciata quella parte quasi quasi. In realtà non è lasciata, è semplicemente lasciata in 13. Sì, sì, più o meno le ultime 100 pagine, davvero, tu pensi davvero che sia, cioè arrivi a tirare il fiato un secondo, forse sono meno di 100 pagine, però poche di meno, e arrivi a tirare il fiato e poi ce ne sono ancora appunto 70 così che spingono un sacco. Michele sta dicendo le ultime pagine sembrano l'incipit di un romanzo, non la fine. Infatti. Certo, cioè, se l'incipit fosse stato quello, sarebbe già stato un romanzo da tagliarsi le vene, cioè inizia così, inizia come finisce, Si alza la tempesta. Wow. Secondo me è costruito meglio
della Luce dei Jedi. E a me è piaciuto molto La Luce dei Jedi, però questo ha un ritmo secondo me ancora migliore, a parte un po' la parte centrale, no? Dove secondo me si arena un pochino, quando proprio nel mezzo delle vicende sulla fiera di Valo, dell'attacco, lì si arena un pochino. Però per il resto il ritmo è molto serrato È più e bello, costante anche. esatto, non è diviso a parti. Ed è anche la Luce- cosa un po'... Boh, io forse me l'aspettavo diviso a parti, quindi mi aveva colpito abbastanza quando ero uscito, perché il ritmo era costante, ma non era costante medio, era costante serrato, ecco. Non so se mi spiego. Sì, c'è E- solamente quell'attimo di respiro dopo che loro risolvono il problema, ma, esatto. ma subito dopo comunque loro fanno diciamo, il contrattacco, Sì, possiamo dire. esatto. Il Sì. contrattacco da entrambe le parti poi, perché c'è sia Pan che fa quella cosa, sia i Jedi che fanno quell'altra cosa, e quindi si riparte subito, c'è proprio uno o due capitoli di pausa. Mhm. Esatto, esattamente. E Rai, tu invece? Devo dire che concordo su tutto. Non ho apprezzato molto di più di Una Luce dei Jedi e ho apprezzato moltissimo Una Luce dei Jedi. Non ho trovato parti magari un pochino più noiose, più lunghe rispetto a come poteva essere quella sul Frona della Luce dei Jedi. Qui devo dire che a differenza tua ho trovato anche la parte, quella centrale, molto scorrevole, anzi devo dire che una parte magari quella un pochino più lenta l'ho trovata all'inizio, dove introducono un po' la fiera, ti spiegano un po' tutto, cioè sapevo che ci sarebbe stato un succo e che il succo non era quello, diciamo così. Però sì, il finale è straziante, e, per il resto concordo su tutto. Arriva in un momento, in un modo inaspettato, anche perché magari alla fine tu pensi che stia finendo un libro, perché comunque lo vedi fisicamente che sta finendo, però non puoi sapere come stia finendo e quel come è molto devastante, diciamo, brutto. Mm. Io ho adorato il fatto che, cioè, quando è iniziata l'Alta Repubblica, ci veniva detto che uno dei temi principali dell'Alta Repubblica sarebbe stato che cosa mette paura ai Jedi. E questo tema, la luce dei Jedi, non era propriamente affrontato, cioè veniva affrontato nelle ultime pagine quando Elzar aveva la visione, ma i Jedi non erano messi in difficoltà decisamente dalle tecniche di combattimento dei Nil, ma non mi sembravano impauriti dai Nil, mi sembravano ancora Sorpresi. sorpresi, ma comunque sicuri di loro stessi. Il bello, secondo me, di Si alza la tempesta è proprio vedere i Jedi che non sono i Jedi dei prequel in cui tu li vedi che sono in decadenza. Qua, secondo me, è proprio bello il contrasto di vedere dei Jedi che sono davvero all'apice della loro potenza e vederli così tanto in difficoltà, perché è ovvio, da dei Jedi in decadenza, tra virgolette, te lo aspetti, invece così è molto più sentita. E questa è stata una delle cose che ho apprezzato proprio di più. E sono tutti in difficoltà in maniera diversa. Ognuno ha i suoi problemi da risolvere, anche per risolvere il suo rapporto con la forza. E secondo me questo è uno degli aspetti in cui Cavan è riuscito al meglio, cioè proprio andare a farti vedere come ognuno è in difficoltà a modo suo e tutti stanno come per tuffarsi in questa difficoltà e, e ignorando il problema, chiudendosi alla forza, questa situazione peggiora e basta. Infatti è molto bello quando, no, poi si uniscono, collaborano e c'è questa frase secondo me bellissima, cioè non siamo soli, non quando abbiamo la forza e ci siamo insomma gli uni per gli altri. Questo davvero mi ha emozionato molto perché comunque Cavan insomma è riuscito a portare anche
dei messaggi secondo me interessanti anche in un romanzo del genere, e questo mi ha, insomma, l'ho apprezzato molto, anche appunto nei momenti di difficoltà, il saper contare sui propri amici, sui propri compagni, in questo caso sui propri compagni dell'ordine, è il metodo poi per risolvere i problemi, quindi è anche un bel messaggio secondo me. È il mega tema dell'Alta Repubblica, l'unità alla fine. Sì, 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 assolutamente. E poi vabbè, e dall'altro lato Marchion Ro che Vero la... villain stellare per me. Cioè, Sì, sì, sì. Comunque sì, penso che sia voluta la cosa, perché loro in La luce dei Jedi ti hanno mostrato dei Jedi potentissimi, al massimo del loro splendore, che nonostante le difficoltà ne escono vincitori. Poi però in Rising Storm succede quello che succede, cioè loro nonostante siano così potenti e sicuri di sé, arrivano in Hill e dimostrano quello che sanno fare, o meglio, non è che arrivano in Hill, arriva Marchion Ro. esatto. esatto, arriva Marchion Ro che si dimostra assolutamente non, cioè anche un folle, ma un villain con una visione e con una pianificazione che secondo me, adesso la sparo, però tra i vari villain di Star Wars l'unico che ha dimostrato una capacità pianificativa così a lungo termine è solo l'imperatore, anche perché Tron non è un villain, per cui Perché molto, sì. molto semplice, Tron non è più un villain. Però l'unico è l'imperatore che riesce, no, ad avere un piano così. E tra l'altro noi il piano di Marchion Ro non lo conosciamo neanche del tutto, non conosciamo neanche bene il suo passato, lo conosceremo prima, come dire, a breve, perché a gennaio dovrebbe uscire La prima Eye of the parte. Storm, per cui la prima parte di 2 della miniserie, anzi della two-shot dedicata appunto al passato di Marchion. Però qualcosa lo scopriamo ed è secondo me anche bello scoprirlo così pian pianino, è Sì, davvero, sì, sì, davvero assolutamente. intrigante. Lo dice anche Alessandro qua nei commenti. Marchion Ro Sì, definitivamente uno dei assolutamente. villain più intriganti della saga. E poi mi è piaciuto anche lo stile di scrittura, devo dire che fila molto bene e mi sono piaciuti molto gli scambi tra Elzar e Tayorrik, quelli io li ho trovati molto, molto sagaci, cioè mm, un po' meno formali, ecco, dei veri Jedi di solito. Vabbè, è il Zarman alla fine, cioè sappiamo tutti che è. Sì, esatto, è Elzar che è il nostro Jedi preferito ormai. Per me sì, assolutamente. E La tu mia invece, Raghi? rimane Vernestra. Sì, vabbè, Vernestra è la migliore, cioè c'è poco da fare, sono d'accordo. Mi è piaciuto anche Stellan Joss così in difficoltà, insomma, intanto mi Sì, è sì, piaciuto sì. il fatto che fosse stato eletto, no, a poster boy dei Jedi, no, che ha sulle spalle anche una responsabilità mediatica non indifferente, no? E un po' come Anakin nei prequel, però essendo una persona un attimo un po' più Sì, è un po' alle più solite. Obi-Wan, è un po' più Obi-Wan di Anakin, però più... Esatto, però con la responsabilità mediatica di Anakin Esatto, più che di esatto. Obi-Wan. E quindi questo è un altro aspetto che mi è piaciuto molto, come mi è piaciuto molto anche il coinvolgere, come sempre, non soltanto i Jedi, cioè anche i Sì, personaggi sì. non Jedi, secondo me risultano molto bene e rimangono sempre un po' di contorno, forse è l'unica critica che si può fare, che comunque non sono, non sono mai davvero al centro. Sì, la cancelliera, ok, però il resto è sempre un po' di contorno a quello che fanno i Jedi, forse. Però per il resto super apprezzato. Alessandro chiede, il vero mistero del romanzo è dove caspita è Yoda? Eh, Non si sa ancora. non si sa ancora neanche al pari con gli Stati Uniti, se non sbaglio. No. No, non è comparso ancora da nessuna parte. E io credo che lo rivedremo
magari alla fine della fase 1, magari portando qualcosa che possa aiutare i Jedi ad affrontare quello che hanno di fronte. I C'è anche panini alla Yoda, magari. Esatto, i panini alla Yoda, i biscotti che I porta biscotti, i Biscotti ai pasticcini. Padawan. esatto, e a cucinare i biscotti sullo Starlight, dice Michele, infatti. Esatto. Allora, direi che dopo questa un po' di introduzione andrei su le parti di spoiler. Quindi Spoilerini. quindi se non avete ancora letto il romanzo Si alza la tempesta, vi ricordo che lo potete trovare in libreria, sul sito di Panini, su Amazon, costa 24 euro, è nella solita copertina rigida con sopracopertina, è un bel mattonazzo da oltre 400 pagine, bello, bello ciccione. E recuperatelo e tornate qui tra un quarto d'ora quando abbiamo finito la parte spoiler e così vi ricordiamo tutte le uscite di novembre. Adesso invece lascio la parola spoiler ai miei compari. Vuoi iniziare tu, Carmio? Io ho una domanda, solo 14 minuti, solo 15 minuti per lo spoiler. Iniziamo con 15 minuti, poi se tornano li avvisiamo che siamo ancora in momento spoiler. Oltre a posticipare il Rogue Squadron, posticipiamo la parte finale della live. e torniamo a The Bad Batch. Vabbè, in realtà mi sta piacendo The Bad Batch ora che ho sbollito la rabbia della retcon che voglio prendere in giro. Va bene. Allora, inizio con io non ho ancora ben capito che cosa sia. Si può spoilerare in chat? Chiede Alessandro. Sì. Giabba ci dice a dopo. Perfetto, ci vediamo tra un quarto d'ora. E se non abbiamo ancora finito te lo scriviamo. Allora, io inizio con... Voi avete capito di preciso che cosa tira fuori Marchion? Cioè, qual è la super arma di Marchion Ro? Cioè, è la... Allora, io sono abbastanza convinto che sia la reliquia che recupera con l'Alta Repubblica Avventure. In parte sì, e in parte è quella che recupera all'inizio di Si alza la tempesta sul pianeta di cui non ricordo, da sua cugina. Esatto, dalla cugina. Ma quella lì è una creatura? Cioè, secondo me è una creatura. Il livellatore? Esatto, il livellatore è una creatura? Beh, zanne, artigli, o è una creatura o un robot? Ok, no, secondo perché... me diciamo... Ah no, vai, scusami. No, nel senso, considera che, Carmine, io l'ho letto in inglese un po' di mesi fa. Io mi ricordo che fosse una creatura, ma il fatto di non averne mai una descrizione completa, non sono mai riuscito a figurarmelo ancora. E il fatto che poi abbiano utilizzato degli altri dispositivi, diciamo, non simili, però delle altre reliquie o cose, non capisco, non riesco mai, cioè non sono ancora riuscito a capire di preciso qual è quali sono gli step, esatto, qual è la natura, uno, e due, quali sono, chi controlla cosa e come controllano cosa. Cioè, partiamo dalla luce dei Jedi. L'asta che ha, l'asta violacea che ha Marchion Ro è la stessa che si vede in Adventures quando Yoda apre la cassa e vede la luce viola, giusto? In Adventures non si vede niente, però si vede solo come posso dire, il coperchio di una cassa illuminato di viola. Sì, però immagino che sia quello. Però sì, perché poi quando parla con l'anziano Tromark, esatto, gli dice che è parte di un artefatto che loro sul pianeta gli anziani custodivano da secoli e che hanno nascosto, solo loro sapevano dove fosse, esatto, proprio per non essere trovato. E quando Tromark scopre che Marchion Ro ha già altri pezzi, sì, è molto preoccupato e quindi decide di aiutare l'odiato Yoda. E il secondo, cioè gli altri, mettendo insieme i vari pezzi, ottiene questa specie di strumento che controlla il livellatore, giusto? Sì. Ok, e allora mi ricordavo abbastanza più bene. Che controllare, cioè da quello che ricordo, perché anch'io commentando la in inglese, sembra scaturrirlo, risvegliarlo. Sì, esatto.
come... Perché sì, non mi sembra che venga controllato, mi sembra più che venga risvegliato. Poi O c'è anche... attivato. Esatto. Sì, Android. sì, esatto. No, io credo che sia una creatura Sì, sì. appunto, come dice Alessandro, una creatura del lato oscuro. Perché, vabbè, il lato chiaro non può essere decisamente. Non so quanto possa essere legato, ad esempio, ai Sith. Io non credo che sia legato ai Sith, però Perché lì, secondo me, anche coi Sith c'è da fare un discorso più ampio, nel senso che comunque i Sith prima di Bane erano tanti, erano vari, quindi cioè, potrebbe essere un Sith pazzo, tra virgolette, che ha dato origine, ha scaturito questa cosa e comunque magari è rinnegato dagli stessi Sith. Ognuno aveva i suoi segreti anche. è vero. Esatto. Però è decisamente comunque qualcosa che ha a che fare con la forza, anche perché, se non sbaglio, Sì, sì, influenza sì. anche Mari Santecca. Sì, 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 sì. E a sua volta Mari Santecca influenza Loden, eccetera, eccetera. Tra l'altro, Sì, poi il discorso di Mari Santecca verrà portato avanti in Fuori dalle fuori dalle... ombre, Esatto. che non sottovalutatelo, ma secondo me, a me è piaciuto molto di più rispetto a Nell'oscurità, fuori dalle ombre. Sai che anche a me. Anche a me. Michele dice: a me ha dato l'impressione di qualcosa di incorporeo, ma vedi che non... È vero che ci sono le descrizioni delle zanne e delle cose, però anche a me ha dato l'impressione di non fosse una roba totalmente... Cioè non Come fosse se solo fosse una creatura, fosse qualcosa di... Un'entità. un demone, esatto. tipo un demone un demone del lato oscuro, non so come spiegare. Sì, Uno esatto. spirito. E il fatto che ovviamente non ci sia nessuna raffigurazione è assolutamente, cioè non aiuta proprio minimamente. Io immagino che comunque questa cosa verrà chiarita e secondo me Secondo... nel... Lascio parlare Carmio, poi dico la mia teoria. Sì, sì, cioè, Mi sto sì. ricordando una cosa, che Elzar Mann, mentre vola sul pianeta, vede una creatura uscire dalla rampa di lancio. Mhm. Sì, questo me lo ricordo anche io. Ora, non è molto che può significare tutto e niente, però lui dice di aver visto qualcosa scendere. Sì, sì, no, ma se... Poi cosa ha visto solo sa lui. Anche Wikipedia comunque riporta che è una creatura. E direi, e appunto, qua che riprende la descrizione, dice che la creatura possiede artigli e si muove su 4 gambe. Mhm. Ed è stata intrappolata appunto nel ghiaccio, nella tomba, sul pianeta quello di Ristan, eccetera, eccetera. E poi però non ne sappiamo nient'altro essenzialmente. Quindi appunto viene, diciamo, scongelata e poi Ro riesce a risvegliarla, però poi riesce anche a richiamarla. Insomma, io sono ancora un po'... cioè, attendo una rappresentazione un po' più concreta, ecco, Sì, perché adesso faccio proprio fatica a... ma è volutamente lasciato in sospeso. Ovvio. Spero che questa avvenga in Eye of the Storm, ecco. Perché Io, se parla della famiglia di Marchion Ro, sappiamo che la famiglia di Marchion Ro controllava questo, cioè non controllava, ma insomma sorvegliava questo livellatore. Insomma, lo spero. Voi anche invece? se... Sì. No, beh, lascio pure Carmio che prima voleva dire qualcosa. no, era solo una mia preferenza. A me piacerebbe se il livellatore fosse una creatura corporea, con una sua forma definita, ma che attacca i Jedi a livello, come dire, a livello cioè li attacca con la forza e gli fa vedere ciò di cui loro hanno paura. Mm, Quindi lei ha una sua forma, ma i Jedi la percepiscono in questo stato confusionale, vedendo cose che li spaventa. Quindi può essere diverso da Jedi a Jedi. ok. Mm, molto, Certo, secondo me... certo, Bella ha visto solo zanne e artigli, però Mhm. molto Sì. generica come cosa. Secondo me, diciamo, la mia teoria per cui non abbiamo ancora visto niente è che, cioè, sicuramente ce la sbatteranno
su una doppia tavola sul fumetto appena morirà qualcuno. Cioè, non che non parlo di spoiler perché è pura teoria, però secondo me appena, non so, Avar, qualcuno, secondo me fanno scattare qualcuno di molto importante mettendocelo quello come colpo di scena di una fine di un arco narrativo o qualcosa del genere, perché cioè secondo me potrebbe avere quasi più senso mostrarla direttamente nel fumetto che nel romanzo, dove non la puoi mostrare se non No, descriverla. infatti. Se no Secondo me potrebbe essere qualcosa di simile a... però ha delle zampe, per cui tipo io pensavo a una roba tipo un Leviatano. Avete presente anche il fumetto Leviatano? Insomma, una roba... però questo qua ha delle zampe, per cui non... Non credo che sia così grosso poi. E anche questo io non sono riuscito a capirlo quanto sia grosso. Proprio non riesco a capirlo. E ti dirò di più, da un lato io all'inizio, almeno alla prima lettura, pensavo potesse essere collegato a qualcosa su Malachor, sì. vista la pietrificazione, però non so, magari è soltanto una coincidenza. Ecco. Cioè con Cavan non lo sai non mai. esistono le coincidenze con Cavan. Esatto. Grazie. Infatti mi chiede come mai Loden finisce come finisce e gli altri no, secondo voi? Credo per Secondo me vicinanza, cioè che Loden era sì, più ma secondo era anche me il bersaglio dell'attacco. esatto. Cioè secondo me Marchion in qualche modo, non controllando, però mi viene quasi a dire mirando, cioè Sì. mira proprio a lui. E secondo me poi c'è anche da dire che Loden era stato prigioniero per praticamente un anno di Marchion, quindi cioè, secondo me c'è come quasi una sorta di collegamento tra i due in qualche modo, perché comunque Loden viene torturato in modi molto diciamo, non so bene come dire, però brutti, se consideriamo che fosse un Jedi. Cioè Marchion lo tortura non solo fisicamente ma anche mentalmente, proprio perché è un Jedi, e non solo mentalmente ma anche attraverso proprio la sua percezione della forza. Cioè lo tortura facendogli percepire il dolore anche di altri esseri viventi, quindi è un livello ancora ulteriore secondo me. E tra l'altro Alessandro pensa a un Bendu Malefico, potrebbe, mi L'ho piace pensato questa anch'io. E cioè non è un grosso spoiler in realtà, però mi ricollego a Trail of Shadows, che è assolutamente bellissimo, cioè io devo dire ero un po', cioè non mi aspettavo niente di che, e forse proprio per questo a me il primo numero ha conquistato un sacco, e lì c'è un certo investigare che cosa sia questo potere, cosa è successo a Loden, e c'è anche un collegamento su una filastrocca che questi Padawan ascoltavano e che veniva raccontata cioè veniva ripetuta una litania da il maestro Jedi che li controllava diciamo in dormitorio. E anche questo è ancora qualcosa da chiarire. Io credo che nei prossimi 3-4 mesi dovremmo avere queste risposte. Sì. Forse anche meno. Secondo me, appunto, come dicevi, in Eye of the Storm, secondo me non vedremo il Diventatore come immagine, perché sostanzialmente noi sappiamo che si attiva con tutti gli artefatti, però gli artefatti erano nascosti da secoli, quindi cioè, vedo difficile qualche immagine flashback. Beh, però potrebbe invece essere qualcosa che si vede in Trail of Shadows, allora. Sì, secondo me sì. Potrebbe essere che l'investigazione poi porta a quantomeno, magari non ce lo fanno vedere, però si capisce che cos'è, che già sarebbe un passo in avanti comunque, cioè avere una spiegazione dettagliata, anche se non una rappresentazione, sarebbe secondo me molto... Almeno sapevo la natura della bestia. E poi altre cose un po' spoilerose, Ty Yorick, che è collegata a Dooku Jedi Lost, perché si dice già in questo qua, se non sbaglio. Sì, che era un Jedi. Era una Jedi viene citato. Esatto, viene citato Clias Theradin, che è però esatto, che è quel Padawan che
è entrato nella sezione proibita della biblioteca dell'Ordine Jedi ed è stato poi espulso Non si è diventando... più saputo niente. forse Se non diventando... sbaglio non si è più... non diventa un signore dei Sith? No. Se non sbaglio non si sapeva più niente di lui. Non si sapeva più niente, è vero, però sappiamo che appunto entrava nella collezione di Bogan e poi veniva espulso, per cui probabilmente recuperava qualche artefatto, insomma era una delle leggende che Dooku sentiva tra i Padawan appunto in Jedi Lost. E poi altre cose spoilerose. Sono molto contento che Elzar sia riuscito a pucciare il biscotto Oh. una volta. Poverino, era proprio disperato. Non me l'aspettavo, devo dire che Kava mi ha sorpreso. Io non mi aspettavo che andassero, diciamo, all in, anche se ovviamente non c'è nessuna descrizione. Io ci speravo. No, beh, ci speravo perché comunque per Elzer è un momento davvero, non dico di passaggio, però un momento di crescita proprio del personaggio, cioè è lui che cede a tutte le sue paturnie e si allontana molto dalla via dei Jedi. Ha avuto un momento di... Kavan ha avuto un momento di John Stonite. Sì, vabbè, ma voglio dire, io ci metterei la firma se tutti i momenti della Johnston fossero scritti come è scritta la scena lì di Kavan, cioè... ma davvero. Comunque Michele fa 2 volte, una in realtà e una in flashback. Beh. Beh, però andava confermato, insomma, gli intrallazzi. Anche io attendo la serie flashback di lui, Stellan e Avar Padawan. Ma sì, io ci vorrei una serie a fumetti. Secondo me deve essere troppo divertente. Una seconda serie adventure. Esatto. No, io la vorrei un pelo più adulta. Sì. Ah, tu vuoi proprio le cose... Onni. No, però nel senso vorrei che avessero 15 anni, non 10 come gli altri Padawan, ecco, che fossero in quell'età lì, perché è la tipica... Magari 16. Sì, che insomma, in America sono maggiorenni. Esatto, è la tipica dinamica delle scuole che ha funzionato bene, io ho adorato in Lost Stars, che funziona bene tipo in Harry Potter, così a me mi divertono un sacco quelle storie lì. E Alessandro chiede Elzer e Tai che cavalcano draghi. Sì, super fomentante, ma infatti vabbè, è un po' spoilerata dalla copertina, Sì. che si vedevano, però bellissima, devo dire. E Tai mi è piaciuta molto e infatti anche il fumetto il mostro del Il piccolo mostro del piccolo tempio in uscita a luglio in Italia. Non si può sentire. No. Esatto, e secondo me è molto molto valido. Tai mi è piaciuta molto e forse un pelo stereotipata lei. Un po' sì, però è comunque qualcosa che mancava, per cui va bene così. Sì, è un po' non mi è piaciuta molto. Non mi è piaciuta molto, però in relazione con Elzar Mann sì. Sì, esatto. No, mi piace il duo. Bene. Sì, no, funzionano bene in coppia perché sono un po' complementari e sì, ribelli bene. entrambi. Sì, secondo me... No, Michele che diceva Stellan vero, terzo incomodo stellare. Sì, secondo me Tai è un po', diciamo, quel personaggio classico, un po' ribelle, però in fondo che è buona, ma non vuole ammetterlo né a se stessa, non solo agli altri, ma nemmeno a se stessa, che in fondo abbandona, ma poi cambia idea, un po' a Nansono, Nando. Ma infatti è quello che sta dicendo adesso Michele in chat, che dice Sì. mi ha ricordato vagamente Afra nella città dell'Orlante perché cambia lato, insomma, Sì, poi anche se un po' cioè alla fine lo sai che andrà bene, ecco, che sarà buona. Per cui sì, no, questo è vero, un po' telefonata, un po' stereotipata, però secondo me
è un'aggiunta valida perché è un po' diversa dagli altri, e poi appunto la sua storia prequel mi sta piacendo molto, per cui Sì, sicuramente aggiunge. io consiglierei, infatti, cioè personalmente consiglierei magari chi vuole Anetto, soprattutto chi ha letto Dokuge dei Nost, di leggere anche Il mostro del tempio, perché cioè, non vorrei spoilerare troppo, però essendo il passato di Tai, ed essendo anche collegato a Dokuge dei Nost, diciamo, le associazioni ci sono, diciamola così. Sì, decisamente. Bene, direi che abbiamo tirato fuori un po' di cose succose da questo Si alza la tempesta, ce ne sarebbero mille altre, tipo Quanto è bello Orbalin. Ah sì, sì, sì. Con il retcon di Kavan all'ultimo. Ah sì, sì, esatto, meraviglioso. Di Beh, che ma stiamo tanto, parlando? ma se Cavan si fa i Perché retcon da soli lo può fare, cioè. è perché praticamente mi sa che non ci siamo ancora arrivati in Italia, però sostanzialmente nel fumetto c'è Orbalin, diciamo, che non è su Wano mentre sta accadendo, si alza una Bravo. tempesta, mentre Esatto. sta accadendo quello che sta accadendo lì. Ma l'ha scritto lui. E cos'è che ha Sì, qual è il lui ha retcon? Cos'è detto, che ha scritto? è vero, avete ragione, beh, ma ho già un'idea di come farlo accadere, una cosa, ho già un'idea di come sia stato possibile. So già come spiegarlo. Che si è Sarà diviso la quello. melma, è stato un po' qui, un po' lì. Non lo sappiamo, È probabile. però sì, però sì. È probabile. Bene. Ok, allora io adesso andrei, perché abbiamo più o meno sfruttato il tempo a nostra disposizione, andrei a ricordare tutte le uscite di novembre. Allora, questa settimana, cioè settimana scorsa, perdonate, è uscito I segreti dei Jedi, quindi il volume complementare dei segreti dei Sith, che vi abbiamo già detto non è bello tanto quanto i segreti dei Sith, però ovviamente insomma, la coppia è da avere. Il volume, il formato è lo stesso, quindi il libro è bello grande, 32 pagine, cartonato, 19 € e contiene un po' meno informazioni, un po' meno succoso, ecco. Però se amate i Jedi ci saranno tante nuove illustrazioni, tanti poster, insomma, Sì. tante didascalie per voi. Questa settimana invece esce Non c'è paura, cioè il primo volume che contiene il primo arco narrativo della serie Marvel, The High Republic, di appunto Cavan Scott, Arion Indito e di colorista Annalisa Leoni, e il primo arco narrativo quindi contiene i primi 5 numeri. Se avete già preso gli spillati, questo contiene le stesse cose. Io ho gli spillati e comprerò anche il volume perché l'Alta Repubblica, quindi si compra. Ed esce appunto l'11, il formato è sempre cartonato, questo avrà la costina nera però. Poi sempre l'11 novembre esce per Planet Manga invece il manga delle leggende di Luke Skywalker, che è un manga autoconclusivo, quindi è solo un volume, contiene gli adattamenti di 4 racconti del romanzo The Legends of Luke Skywalker, che era stato pubblicato da Mondadori, Oscar Mondadori, nel 2019, mi sembra, ed è il romanzo scritto da Ken Liu. 4 di questi racconti appunto sono stati adattati da altrettanti artisti, da altrettanti mangaka, in questo volume unico manga che costerà 4,90 €. Ci Io sta. questo ve lo consiglio perché secondo me hanno scelto le storie più belline da adattare, insomma, più belle. E, poi tra l'altro ci sono i disegni di Haruichi che è molto molto brava, e niente, soprattutto il romanzo è introvabile come tutti i romanzi Mondadori, per cui Può sì, essere sì, sì. usato, può essere Dicevi? usato anche come companion del romanzo, io lo prenderò per questo. Cioè, anche se non vi piacciono i manga, lo usate come fermaporte, tipo, per tenere il tavolo dritto, non lo so. No, 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 ma noi non abbiamo nulla contro i manga, anzi arriverà anche un video in merito.
vi sto spoilerando Spoilerini. esatto, faccio gli spoilerini come sempre a chi ci segue. Sempre l'11 novembre uscirà il nono spillato di Star Wars, contenente Star Wars 2020 e Darth Vader 2020. Poi ora le date sono un po' da prendere con le pinze, perché con lo shortage della carta, con insomma tutte le difficoltà produttive di queste settimane, di questi mesi, in realtà è tutto un po' da prendere con le pinze. Ma teoricamente il 18 novembre dovrebbe uscire il secondo e ultimo volume di Infinità, cioè un altro ritorno dello Jedi, che raccoglie il what if di cosa sarebbe successo se il ritorno dello Jedi avesse visto che il detonatore termico di Leia avesse distrutto il palazzo di Jabba mentre sta salvando Han Solo, e poi contiene tutte le simpaticissime storie di Tag e Bink, che sono davvero davvero divertenti. Bellissimo. Fanno pisciare dal ridere. Poi sempre il 18 novembre esce l'Alta Repubblica 7 con la copertina di Keith Trennis contro la Spada Rossa e questo misterioso Sith, questa misteriosa presenza oscura che dovrà affrontare Keith. A voi scoprirlo il 18 novembre, numero fenomenale il 7, bellissimo, e anche poi l'8. Il 25 teoricamente, ma già probabilmente verrà rimandato, dovrebbe uscire Corsa alla Torre Crash Point, quindi la junior novel scritta da Daniel Rose Holder, ambientata proprio in contemporanea agli eventi della Fiera di Valo, alla battaglia di Valo. Questa junior novel è nello stesso formato di una prova di coraggio, si concentra però sul nuovo personaggio, il nuovo Padawan di Ram Jomeram, che è super simpatico, e su Lula Talisora, che abbiamo già conosciuto appunto in Star Wars Adventures. L'unica pecca secondo me è il romanzo un po' più debole dell'Alta Repubblica per adesso. La sua pecca è che se avete già letto Si alza la tempesta saprete come andrà a finire Corsa alla Torre Crash Point, cioè c'è poco da fare, quindi è un po', come dire, un po' indebolito, anche perché poi Si alza la tempesta è così tanto bello e quindi è un po' il confronto è un po' impari, diciamo. Sempre per il 25 novembre invece dovrebbe uscire Dottoressa Afra volume 2, Il motore perduto, quindi il secondo arco narrativo della serie Dottoressa Afra 2020, che appunto vede la Dottoressa Afra tornare a lavoro insieme a Sana Starros, mentre come dire sul libro nero di Domina Tagge, e intanto le due, diciamo, anche ex fidanzate dovranno mettersi alla ricerca di un misterioso motore che proviene proprio dall'era dell'Alta Repubblica, quindi qua continuano a esserci un po' collegamenti. Basta così per il mese di novembre. Ovviamente noi parleremo di tutte queste opere il secondo lunedì del mese, come sempre nella prossima puntata di Archivio Jedi, che quindi sarà il 13 dicembre del 2021. Colgo l'occasione, già che ci siamo adesso, per ricordarvi che a novembre abbiamo anche organizzato un evento a Book City, che è una manifestazione su la letteratura, sui libri, i lettori, che si svolge a Milano, la mia città anche di Raghi, tra l'altro. Si svolgerà questo incontro sabato 20 novembre alle ore 16 al Museo Wow. Museo Wow Spazio Fumetto è il Museo del Fumetto di Milano, nonché una delle, forse credo che sia l'unico museo o uno dei pochissimi musei del fumetto italiani, con una collezione vastissima e diverse mostre, insomma, una piccola collezione permanente, ma soprattutto tante mostre sempre che si aggiornano di 4 mesi in 4 mesi, più o meno. E in questa bellissima cornice che ci ha offerto il Wow si svolgerà questo incontro dal titolo L'epoca d'oro di Star Wars, viaggio nell'Alta Repubblica. Sarà un incontro diviso in, diciamo, 3 parti: un'introduzione all'Alta Repubblica per chi già non la conosce, ovviamente, poi ci sarà
un momento di intervista con Giorgio Baroni, uno dei concept artist che ha realizzato proprio alcune copertine, alcuni concept art dell'Alta Repubblica. Sua, ad esempio, è la copertina di L'Oscurità di Claudia Gray. E ci sarà in collegamento via Skype anche Annalisa Leoni, la colorista della serie Marvel dell'Alta Repubblica. Dopo questa chiacchierata con gli autori farò io, se non perdo la voce, una lettura di alcuni capitoli dei primi 3 romanzi, La luce dei Jedi, Una prova di coraggio e Nell'oscurità. E quindi questo sarà l'evento, durerà un'oretta e mezza circa, inizia alle 16 e al Wow Spazio Fumetto, vi mando anche qui il link. Teoricamente bisognerebbe prenotare il proprio posto, ma diciamo che l'organizzazione di Book City ancora non ci ha fatto sapere come, almeno al nostro evento, ma speriamo di risolvere nei prossimi giorni, poi vi daremo comunicazione, ecco. Io ci sarò, Raghi ci sarà, Carmio viene apposta dalla Sicilia, per cui, cioè voglio dire, se Carmio viene apposta dalla Sicilia, anche voi dovreste venire a questo splendido evento. Premetto che non sono andato a Lucca perché ho detto è troppo lontano. Ecco, ora invece sto bene. Esatto. Ma infatti, come dire, Carmine, ti stimiamo moltissimo per questa tua decisione, anzi non vediamo l'ora di vederti. E dico sempre, per quelli che ci stanno seguendo, che ci seguiranno poi nel podcast, ci sarà anche qualche sorpresina, qualche gadget per chi verrà all'evento. Io qui lo dico, il periodo è quello, i nostri gadget li conoscete, fate 2+2 e potete immaginare che cosa troverete al Wow tra 2 settimane. Quindi, detto questo, detti tutti gli spoilerini del caso, intanto ringrazio Carmio, ringrazio Raghi per essere stati con noi questa sera, con me questa sera ad Archivio Jedi. Grazie delle vostre impressioni, grazie dei vostri contributi. È sempre bello poter parlare un po' di libri e fumetti così, in maniera così conviviale con voi e con tutta la chat, ecco. Quindi grazie mille. Grazie a te per aver espresso il mio desiderio. E io invece ringrazio assolutamente tutta la chat, tutti i nostri spettatori, i nostri ascoltatori poi in podcast. Vi auguro come sempre delle buone letture. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, eccetera eccetera, condivideteci, insomma, lo sapete. Noi ci ritroviamo con Archivio Jedi appunto il 13 dicembre, 13 giusto? Sì, il 13 dicembre quindi del 2021, per chi è a Milano il 20 novembre invece, e come sempre ogni settimana un paio di video escono sempre qui sul canale YouTube, quindi continuate a seguirci e che il lato cartaceo della forza sia con voi. Vi saluto e buonanotte a tutti. Ciao. Ciao a tutti.